TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di ieri, domenica 28 dicembre, la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato 2 soggetti per tentato furto su un camper in sosta a Marghera. Nelle prime ore del pomeriggio la sala operativa della questura è stata allertata per un possibile furto in atto all'interno di un camper parcheggiato a Marghera, come detto. Le volanti giunte sul posto, congiuntamente ai militari dell'operazione Strade Sicure, hanno individuato tempestivamente il mezzo e vi hanno sorpreso all'interno i 2 uomini. Inoltre il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, in considerazione della pericolosità sociale dei 2 soggetti, ha disposto nei loro confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia per la durata di 4 anni. E sempre nella notte di domenica 28 dicembre, la volante del commissariato di Jesolo ha rintracciato e denunciato in stato di libertà un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, sul quale gravava un ordine del questore di Venezia a lasciare il territorio nazionale. La sala operativa del commissariato di Jesolo è stata allertata su un possibile furto in atto presso un hotel. La richiedente ha riferito all'operatore che dalle telecamere del sistema di videosorveglianza avrebbe visto chiaramente un individuo introdursi nel retro della struttura e armeggiare sotto alla tettoia. Le volanti giunte sul posto hanno prontamente rintracciato l'uomo e lo hanno portato negli uffici per gli accertamenti del caso. E sempre nella notte del 28 dicembre i carabinieri di Venezia hanno arrestato un 21enne italiano del luogo, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato dai carabinieri mentre si aggirava con circospezione nei pressi di un imbarcadero di Riva degli Schiavoni. Essendo apparso ai militari particolarmente insofferenti durante le fasi del controllo di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale, conclusasi con il rinvenimento di circa 6 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. A seguito della successiva perquisizione dell'abitazione sono stati inoltre trovati oltre 4 kg di hashish, 54 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e una somma in contanti di circa 27.000 euro, ritenuta a provento dell'attività illecita di spaccio. Tutto sottoposto a sequestro. Il ragazzo è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, su disposizione dell'autorità giudiziaria. E continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nell'area lagunare, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Venezia. Nel corso dell'anno 2025 sono state accertate varie violazioni per navigazione senza abilitazione ed in osservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, che hanno comportato la denuncia in stato di libertà di 29 persone, tra comandanti ed armatori dei mezzi navali, nonché il sequestro delle imbarcazioni che sono state riammesse alla navigazione solo successivamente al ripristino delle condizioni di sicurezza previste. Durante il periodo delle festività, i controlli si sono concentrati principalmente nei confronti delle motonavi da Gran Turismo, utilizzate da molti visitatori per gli spostamenti tra le varie isole della laguna. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.